4 volte direttamente col Capo dello Stato, chiedendo l'intervento del Quirinale per evitare attività istruttorie nei suoi confronti. Questo è gravissimo perché lo fa un privato cittadino, è gravissimo perché lo fa un privato cittadino che è stato Ministro degli Interni, che è stato Presidente del Senato, che è stato Vicepresidente del CSM. Questa è la gravità del fatto. Rispetto a questa gravità del fatto, qualsiasi altra attenzione che sposta la riflessione verso una vicenda diversa rischia per far perdere l'attenzione all'opinione pubblica su qual è il problema. Oggi ne esce una Procura della Repubblica che oggettivamente appare, come è stato descritto, al di là delle intenzioni del Presidente della Repubblica, a cui non voglio attribuire queste intenzioni, o della Corte Costituzionale, ma oggi per come la stampa, l'informazione l'ha descritta, una Procura della Repubblica che esce sconfitta. Questa è la parola che si legge. E questa sconfitta viene vista come una sconfitta rispetto al procedimento principale. Vale a dire un procedimento in cui si deve individuare chi sono i partecipi ad una trattativa. Attenzione, trattativa per definizione vuol dire non che uno parla con se stesso allo specchio, ma uno che parla e tratta con chi gli sta di fronte. Quindi ci sono 2 realtà, una mafiosa e una istituzionale, che dialogano e si accordano. Ebbene, questa trattativa c'è stata perché c'è già una sentenza passata in giudicata, quella di Firenze, dell'autorità giudiziaria di Firenze, che ha stabilito che la trattativa c'è stata e ha pure condannato coloro che alla trattativa hanno partecipato. Oggi si tratta di individuare chi da questa parte ha trattato mentre altri venivano ammazzati per essersi rifiutati di trattare. È di questi giorni il deposito di ulteriori atti della Procura della Repubblica che riguarda ulteriori dichiarazioni di collaboranti o pretesi tali, tipo Cattafi ed altri ancora. Ebbene, rispetto a tutto questo, io credo che come persona fisica e come rappresentante di un soggetto politico come l'Italia dei Valori, che su questo ha fatto le proprie battaglie, poter esprimere l'inopportunità che proprio in questo momento e proprio in relazione a questo caso venisse proposto la soluzione forzata di una querela interpretativa che va avanti da 15 anni, ci è sembrato inopportuno. E questo lo ripeto e lo voglio dire qui, senza voler in alcun modo trasformare queste nostre dichiarazioni in un insulto o in offesa alle istituzioni, al Capo dello Stato o alla Corte Costituzionale. Ma lo facciamo semplicemente perché sentiamo il dovere di segnalare l'effetto perverso che tutto questo ha prodotto. Oggi siamo qui e i giornali sono pieni non per raccontarci il merito delle ultime dichiarazioni dei collaboranti di cui ai fascicoli depositati dalla Procura della Repubblica, ma la sconfitta della Procura della Repubblica perché esisterebbe un'interpretazione da parte loro sviluppata in modo erroneo. Questa è la ragione politica. Sulla ragione tecnica della nostra presa di posizione ci penserà il collega Li Gotti, che senz'altro potrà illustrare con più cognizione di causa di me, perché su queste cause ci ha lavorato e ha lavorato sin dal primo giorno, sin dai tempi di Buscetta. Sì, molto brevemente vi dico quali sono le perplessità che noi abbiamo sulla base del comunicato della Corte Costituzionale, perché la sentenza non si conosce, quindi dovremmo aspettare le motivazioni. Però sulla base di quel comunicato alcune cose si capiscono. La Corte Costituzionale ha cercato di risolvere un problema che il legislatore non ha risolto. Il Presidente Di Pietro faceva riferimento al 1997, l'anno in cui il ministro Flick, rispondendo a un'interrogazione di Cossiga su materia analoga di intercettazioni fatte
casuali che riguardavano il presidente Scalfaro, disse: purtroppo c'è un vuoto normativo. Io ritengo che bisognerebbe risolverli in questo modo, dice, sulla non utilizzabilità, però forse è opportuno, disse il ministro Flick, intervenire da parte del legislatore. E disse anche in quale disegno di legge pendente si poteva intervenire, diede anche un'indicazione specifica. E invece la politica è stata purtroppo distratta, il legislatore non si è occupato di questa questione, purtroppo è capitata altre volte, ma la questione oggettivamente non è stata ulteriormente sollevata. Anche 2 anni fa sono state pubblicate le intercettazioni casuali che hanno riguardato il presidente Napolitano nella vicenda di Bertolasi, insomma, quindi ora si è posto questo problema e la Corte Costituzionale evidentemente ha cercato di colmare questo vuoto che il legislatore non ha curato a colmare, però con una soluzione che a noi lascia molto perplessi. Perché? Innanzitutto c'è una coincidenza tra le richieste e la posizione della Procura della Repubblica di Palermo e la posizione della Corte Costituzionale. La Procura della Repubblica di Palermo ha sempre detto che queste telefonate con Mancino non erano penalmente rilevanti, ha sempre detto che intendeva chiederne la distruzione e ha detto anche che avrebbe attivato la procedura prevista dal codice, che è quella dettata dall'articolo 269 del codice di procedura penale. Quindi questa è la posizione della Procura. Dall'altra parte si sosteneva che non bisognava arrivare all'udienza dinanzi al GIP perché lì ci sarebbe stato un contraddittorio tra le parti e quindi, pur essendo segreta l'udienza, perché l'udienza è segreta, però sapendo che la nostra giustizia è una specie di groviera, si dice ma poi, nonostante la segretezza, si sarebbero sapute le cose. E quindi andare all'udienza per distruggere esponeva al rischio della conoscenza e questo purtroppo è vero, ma accade per tutti i cittadini. Succede che devono essere distrutti i nastri, vengono distrutti, ma nel frattempo escono fuori i contenuti. Accade. Il nostro non è un sistema molto impermeabile. E allora la Corte Costituzionale ha seguito la stessa impostazione che voleva seguire la Procura di Palermo, tant'è vero che dice che è in errore la Procura di Palermo nel momento in cui non si rivolge al GIP per la distruzione. Veramente Palermo voleva chiedere, poi si è fermata aspettando la Corte, quindi diciamo che è la medesima strada. Poi trova una casella giuridica. La Corte dice questa inutilizzabilità, che è quella che riguarda anche gli avvocati, i sacerdoti, la stessa cosa, la non utilizzabilità delle intercettazioni dell'avvocato con il cliente o del sacerdote con l'anima che cura, va bene? Allora tutta questa è roba non intercettabile e non utilizzabile ed è il famoso terzo comma dell'articolo 271. Detto questo, che cosa dice la Corte Costituzionale? Deve procedere il giudice, non può farlo il pubblico ministero. Quindi è il GIP che deve farlo. E il GIP lo deve fare però tutelando la segretezza e evitando il contraddittorio. E questo non esiste nel nostro sistema. Perché? Avendo inquadrato nell'articolo 271, terzo comma, la vicenda, che disciplina proprio la materia delle intercettazioni non utilizzabili, quelle che devono essere distrutte, per quanto riguarda la procedura di disciplina e di distruzione è prevista dall'articolo 269, che cita appositamente l'articolo 271 terzo comma. E qual è la procedura? È quella della Camera di Consiglio. È una procedura lecita o no? Allora io vi leggo quello che ha detto la Corte Costituzionale a proposito di questa procedura, quando è stata sollevata la questione di costituzionalità di questa particolare Camera di Consiglio per la distruzione delle intercettazioni, quelle inutili. Che cosa ha detto la Corte Costituzionale?
La questione di legittimità costituzionale dell'articolo 269 del Codice di procedura penale, comma secondo, ultima proposizione, nella parte in cui impone l'applicazione del rito camerale disciplinato dall'articolo 127 del Codice di procedura penale alla decisione del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta del pubblico ministero volta alla distruzione della documentazione attinente alle intercettazioni telefoniche. Quindi è manifestamente infondata questa richiesta di legittimità costituzionale, avendo la Corte detto che il legislatore ha statuito che per quanto riguarda le intercettazioni ritenute non necessarie per il procedimento, gli interessati possono chiedere la distruzione a tutela della loro riservatezza e in tal caso il giudice deve decidere con le garanzie processuali inerenti ai diritti della difesa, in particolare quella del contraddittorio, previste nell'ambito del rito camerale disciplinato dall'articolo 127. Peraltro è la stessa legge che si applica per le intercettazioni nulle e inutilizzabili che riguardano i parlamentari, la famosa legge Boato. Si dice che per quelle intercettazioni che riguardano i parlamentari, la legge 140 del 2003, devono essere distrutte, ma l'articolo 6, che riguarda proprio la procedura di distruzione, dice che si applica l'articolo 269, comma 2 e 3 del Codice di procedura penale, ossia per i parlamentari intercettati illegittimamente, che devono essere distrutte le intercettazioni, si deve fare la procedura con il rito camerale, ossia con il contraddittorio in Camera di Consiglio, ai sensi dell'articolo 127. La Corte Costituzionale ha ritenuto invece di innovare, non dichiarando incostituzionale l'articolo 269 che disciplina la procedura, perché avrebbe potuto farlo. Avrebbe potuto dire l'articolo 269 è incostituzionale nella parte in cui impone il rito dell'udienza camerale con il contraddittorio, anche se si devono distruggere intercettazioni illegittime. Poteva scriverlo, no? Invece l'articolo 269 non viene toccato. Che succede quando verrà depositata la sentenza e il giudice dovrà eseguire? Il giudice, il GIP di Palermo, che dovrà distruggere, in base a quale norma lo farà? Dove la trova nel sistema la norma? Perché quella che c'è è l'articolo 269 e lì c'è scritto come la deve fare. Che dice? Si crea una situazione veramente di imbarazzo. Cioè si vogliono distruggere le cose, ma come farà quel giudice? Quale norma applicherà? Visto che poi si deve fare un verbale di distruzione, perché è previsto per legge obbligatoriamente. In genere si dice, visto gli articoli X ed Y, il giudice procede. Quali articoli citerà? Perché l'unico articolo che può citare è il 269. E lì significa che deve applicare il rito camerale. Cioè, voglio dire, la Cassazione è intervenuta anche recentemente, dicendo, questa è una sentenza abbastanza recente del 2007, la Cassazione su questo problema, che non riguarda il Capo dello Stato, ma riguardava il rito, e dice il procedimento attivato prevede che la distruzione sia decisa in Camera di Consiglio, ai sensi del 269, e il comma 2 di questa disposizione a sua volta richiama il precedente articolo 127. Quindi la giurisprudenza costituzionale e di legittimità della Corte Costituzionale e della Cassazione sono in una direzione. E ora c'è questa novità che metterà probabilmente in imbarazzo il giudice che dovrà eseguire il provvedimento, che potrà dire: datemi una norma e non mi fate commettere reati. Attenzione, perché il giudice, prima di distruggere un elemento che entra in un processo, deve avere una norma di copertura. Non si può costringere un giudice a commettere un reato, perché distruggere qualcosa che è in un processo, senza una copertura normativa, è soppressione di prove. Quindi diventerebbe una sollecitazione a commettere un reato. O c'è una norma che lo prevede, la Corte. Può darsi che nella motivazione ci sia scritto e non nel comunicato, che sia incompleto, può darsi. Ma così come appare, si metterà un giudice, un GIP, in grande imbarazzo, perché dovrà distruggere qualcosa senza avere una norma di copertura, e chiunque gli potrà denunziarlo
per abuso in atti d'ufficio non avendo una copertura normativa. Questo diventerebbe un reato in abuso di atti d'ufficio, perché la norma, che è l'unica prevista dal codice, prevede un'altra cosa. Se il giudice fa diversamente senza la copertura di una norma, si pone a rischio della commissione di un reato. Ecco, la Corte non so se ha risolto bene questo aspetto, noi ci auguriamo di sì, per evitare altri problemi di qui a gennaio, quando ci sarà la motivazione. Speriamo di sì. Noi vogliamo una magistratura serena che possa fare il proprio lavoro tranquillamente, e quindi vorremmo decisioni perfette. Purtroppo noi legislatori abbiamo mancato in questi anni a non intervenire sulla materia e abbiamo messo in imbarazzo sia il Capo dello Stato sia la Corte Costituzionale, forse non con la soluzione migliore. Speriamo che non ne risenta il sistema. Allora, prima di lasciare alle domande, se qualcuno vuole fare le domande, volevo aggiungere due cose. La prima, è chiaro quindi che la ragione di questa conferenza stampa non è affatto di attaccare o riattaccare il Capo dello Stato, ma di sensibilizzare l'opinione pubblica e di preannunciare da parte dell'Italia dei Valori un disegno di legge che depositeremo nelle prossime ore sia alla Camera che al Senato, affinché in Commissione Giustizia si affronti in concreto il caso e lo si risolva legislativamente, così come dal 97 lo chiede la stessa Corte Costituzionale. Perché in questo momento noi siamo in presenza di questa realtà, una richiesta al giudice di distruggere degli atti ai sensi del 269 terzo comma senza rispettarlo. Vale a dire, siamo in presenza di una sentenza legislativa, scusate il gioco di parole e il bisticcio di parole. Se è una sentenza non può essere un atto legislativo, ma nel caso di specie, di fatto è una sentenza legislativa. È chiaro quindi che è questo che voleva dire Zagrebelsky, senza voler offendere nessuno. Zagrebelsky non è un Di Pietro qualsiasi, è una personalità, presidente emerito della Corte Costituzionale, quando ha detto, attenzione, sollevando questo conflitto di attribuzione, si crea un grande imbarazzo. E qual è il messaggio che io avevo ricepito volesse dire? Camera, Senato, Parlamento, affrontate immediatamente con una norma legislativa la possibilità di risolvere questo caso. Non è avvenuto, ci ritroviamo di fronte a una virgolettata sentenza legislativa. Ci auguriamo che possa avvenire nel più breve tempo possibile. Siamo curiosi di sapere come potrà fare questo giudice a risolvere il problema. Una cosa è certa però, e chiudo, rispetto a tutto questo è chiaro quindi che tutte le ingiurie, gli attacchi che sono stati fatti e che vengono fatti alla Procura di Palermo, noi intendiamo respingerli come forza politica e intendiamo difendere l'operato della forza politica non contro il Capo dello Stato, non contro la Corte Costituzionale, che di cui rispettiamo provvedimento e istituzioni, ma contro la strumentalizzazione che se ne vuole fare per non affrontare il problema vero, e che cioè uomini delle istituzioni hanno trattato con la mafia. E per questo noi riaffermiamo il diritto di ogni cittadino, anche se si chiama Ingroia, di poter esprimere le proprie idee. E non condividiamo il fatto che, siccome esprima delle proprie idee in relazione a genesi di comportamenti nella trattativa Stato-mafia, addirittura si voglia costituire un'azione popolare nei suoi confronti. Per questo, soltanto in difesa del diritto di esprimere le proprie opinioni da parte del cittadino Ingroia, che abbiamo attivato da pochi minuti attraverso la mail io sto con Ingroia@gmail.com, e nelle prossime ore sarà online il sito www.iostoconingroia.it le adesioni, affinché anche il cittadino Ingroia, come tutti i cittadini italiani, possano esprimere le loro idee senza offendere nessuno e senza che vengano minacciati che nei loro confronti ci saranno ritorsioni. Il diritto
di esprimere le proprie idee è un diritto di parola che non si può togliere a nessuno. Certamente non li si può togliere neanche ai delinquenti, ma togliere ai magistrati ci sembra del tutto inopportuno. Io mi riferisco espressamente invece all'altra questione, a quella sollevata dall'Azione Popolare del Giornale per la ricostruzione storico-politica che ha fatto Ingroia, senza in alcun modo entrare nel merito, perché lo ribadisco, da qui si devono fare i salti mortali per uscire con l'idea che l'Italia dei Valori, Li Gotti o Di Pietro siano venuti a fare una conferenza stampa per attaccare le istituzioni, Capo dello Stato o Corte Costituzionale. Siamo venuti a porre un problema grosso come una casa, che soprattutto per demerito del legislatore di 15 anni di inattività ha dovuto produrre una sentenza necessitata, per come l'ha spiegato Zagrebelsky, non io, e a quelle parole mi riporto, e ad una conseguenza tutta da decodificare, atteso che ad oggi non c'è una norma che spieghi una norma a cui il giudice potersi agganciare per risolvere il caso.